Chi è che la tiene più la conferenza? Chi è il relatore? Che non mi ricordo. Neanche io, ora andiamo a vedere subito. Ma è è quel professore Quello lì? No, quello lì Però è vedi il che va in grado di presidente. siedermi. Sì, ma è un professore dell'Università di Polonia, Ah, no, non Polonia, della, mm, di- senti, parla. eh, si sente Alza un poco. po'. Eh. Sì, certo. Però poi dopo dovrei dire delle cose. No, si possono dire cosa c'è alla fine. Ecco, questo deve essere il relatore. Ah, Beh, queste parlano distante dal coso, per quello si vabbè. sente poco. Speriamo che quando parlano... Vedi che la Iraldi è relatrice anche lei. Sì, presenterà, credo. Vabbè. Cioè, lui Questo è il no? presidente, è Pestarino. Pestarese. Questo è Pestarino e che avrà delegato lei a fare Sì, sì, l'introduzione. sì. Invece l'altro di ieri si chiama Isoleri. Buonasera a tutti. Nell'ambito delle conferenze che abbiamo detto di un medioevo un po' diverso, che a un certo momento volevamo trattare come Intanto devo accademia, abbiamo avuto già una o due secondo conferenze me è molto che bello. trattavano di temi un po' il Mediterraneo o Sì, comunque insomma, sul varie cose non propriamente vediamo legate a se Genova. posso delegare. Questa Il di comodino oggi Sul in comodino realtà ci sono non è quello che ha legata le due nemmeno stufette alla accese, storia di li Genova, in apri e quindi particolare come due cose. adesso è di Vediamo moda, vediamo. se diciamo, in riesci. questa città. È invece una storia legata a un medioevo diverso, lontano dal nostro, fino a un certo punto, perché la persona che è qui oggi, il professor Andreescu, che è qua, non solo ha scritto su Vlad Tepes, il famoso Dracula, noi conosciamo Vlad Dracul, così, ma ha scritto anche molto sulla storia del Mar Nero e per conseguenza sulla storia di Genova, perché come alcuni di noi qua sanno, appartenendo alla stessa scuola, abbiamo avuto, io credo fortunatamente, in tempi passati la possibilità di accedere a conoscenze di tipo storico e archivistico, per cui oggi a me capita, credo anche ai miei colleghi, a maggior ragione a chi è nella zona, sappiamo di questa realtà che oggigiorno spunta sui giornali molto di più di quello, perché la storia conta in questa parte del mondo. E questa parte del mondo è più vicina oggi a noi. Una volta, quando noi andavamo appunto come scuola a studiare in quelle zone, c'era ancora la famosa cortina di ferro, quindi era un'epoca. Però abbiamo lo stesso visto luoghi e partecipato e conosciuto, logicamente, studiosi della... E il professor Andreescu, appunto, appartiene al novero degli studiosi Andresco. Sì, che abbiamo incontrato nel tempo sì. e appartiene appunto ad una realtà, la Romania, che non solo per la lingua, Vuoi voglio che dire, disattiviamo che è il una video? lingua Dai. neolatina diversamente Andiamo a dalle disattivare altre, il video. no, Per e non per i vederlo. segni che ci Ma sono prima sul si vedeva. territorio, per Non ti esempio a siamo facciati Costanza, dove vedere. siamo Ecco, stati allora anche, cioè, c'è una Tanto non ti vicinanza facciamo vedere. forte, tutto sommato, indipendentemente da quella che è la storia. bello Ora, che come dirà meglio lui, il professore è stato anche un po' da noi un certo periodo È un e tipo quindi conosce orientale, la realtà genovese, ma ha studiato questa realtà andando negli archivi
e si ha sente studiato bene. essenzialmente la storia del suo paese, perché Io trovo che questo c'è principe Valacco, credo, giusto? Valacco, è una parte della Romania, non è ovviamente tutto, però oggi questo personaggio, un personaggio chiave della Qui si storia sta addormentando, del tempo e quindi della storia del 400, sostanza, secolo importantissimo da tanti punti di vista e per noi qua, in parte più occidentale, ma anche nella parte orientale, perché come credo dirà, tra le varie cose che dirà, ha un rapporto conflittuale essenzialmente, ma comunque stretto con i Mario turchi, Pessalini probabilmente perché l'ha questa fatto è per l'epoca, controllo. diciamo, dell'espansione turca. Lui ha insegnato ovviamente all'Università di Bucarest, fa parte dell'Accademia di rumena, appunto, di scienze e è stato anche membro di diverse commissioni culturali, eccetera. Siamo qua, ci Nostro sentiamo. paese. Per Sì? noi è un amico, per Ormai. noi alcuni ovviamente, Ormai. è un Ci amico facciamo anche perché per appartiene in fondo alla nostra formazione, alla nostra giovinezza e penso che nel momento attuale, ma comunque sempre, sia utile sentire, al di là di questo Dracula che ci sembra un personaggio un po' strano, che qualcosa relativamente alla storia Da di quella accademico. realtà che per noi è molto vicina adesso, molto di più di prima, È la e più quindi antica. anche quello, diciamo, Perché tutto quello che ci porta alla memoria ti ha verso suonato? quella direzione, compreso questo principe noto per la sua crudeltà. Poi non so, mi pare di aver capito che non era sempre così crudele, ma questi personaggi poi vengono appunto caricati di caratteristiche Noi scherziamo. particolari dagli storici, dai contemporanei, eccetera. Questo personaggio ci aiuta in qualche modo a capire un po' anche della storia di oggi, credo, non solo di quella del Ecco, passato. Quindi così sono era. felicissima di dare la parola Sì. al professore Andreescu che ci Andrea, parlerà appunto, che ci darà Guarda, ultime hai notizie sul ragione. principe Hai ragione, Vlad l'Impalatore, collegamenti. che non è proprio il massimo Dracula, perché la sua caratteristica e anche nelle memorie, le immagini che rimangono, c'è questa, no? Questo suo modo, diciamo, di punire i nemici. Grazie mille e allora la parola. Uso questo? Usa questo. Sì, va bene. Innanzitutto vorrei salutare i vecchi amici di Genova. Prego. Sì, 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 sì. Che non ho visto da tempo. È stata per me un'occasione di venire qui e di salutarli con un abbraccio fraterno, direi. Devo partire, il punto di partenza di questo discorso sarebbe il giorno 29 maggio 1453, il giorno della caduta di Costantinopoli, quando ha crollato un impero millenare. E l'autore della conquista, Maometto II, è stato se si può dire, un genio, perché ha costruito praticamente l'impero che sarà un impero tricontinentale. In questo momento, nei primi anni di presenza a Costantinopoli, ha voluto conquistare il Mar Nero e così ha inviato un ordine a tutte le potenze che circondavano allora il Mar Nero, erano 4, di pagare Ah, va tributo. bene, In accidenti. questo momento una delle potenze è stata Caffa e i genovesi del nord del Mar Nero. Loro hanno pagato tributo nel 1954. La Moldavia ha pagato 2 anni dopo, 56. C'era anche l'impero di Trapezunt sulla costa meridionale del Mar Nero,
che praticamente finisce in 1461. Così si vede come man mano che il tempo passava, tutto diventava una possessione degli ottomani. In queste circostanze si è sviluppato l'affronto, il confronto tra la Valacchia, una potenza minore rispetto all'immensità, già l'immensità dell'impero ottomano, e il nostro principe è diventato principe della Valacchia nel 1456. Il regno che è stato, durante il quale è diventato famoso, è stato di solo 6 anni, fino in 62. Lascio a parte molti avvenimenti interni, confronti, eccetera. A un certo punto si sono accumulati i debiti rispetto, perché anche la Valacchia pagava, che era obbligata di pagare un tributo al sultano, non ha pagato lui per 3 anni. Continui, sotto il pretesto che doveva affrontare altri problemi, invece. Ma dopo 3 anni è scoppiata la guerra perché il sultano non poteva tollerare un così lungo spazio di tempo per non segnalare la sottomissione, perché il tributo questo significava la sottomissione al sultano. Per la prima fase di questa guerra è da segnalare un solo fatto, ma terribile. L'11 febbraio 1462 Vlad, il principe di Valacchia, inviava al re d'Ungheria, Mattia Corvino, una lettera nella quale parlava dell'imminente offensiva ottomana, chiedeva aiuto, ma ciò che era formidabile era l'annessa di questo documento, di questa lettera, nella quale raccontava che ha fatto una incursione al sud del Danubio praticamente tutta la penisola balcanica era conquistata, Grecia, Bulgaria, Serbia, e ha fatto durante l'inverno, nel gennaio-febbraio, una L'Italia incursione lungo tutto il basso Danubio, circa 800 chilometri. E in questa annessa del documento spiegava che sono state 23.000 vittime e qualcosa di più, qualche centinaio, con le teste mostrate, numerate mostrate ai suoi capitani. Il Anche resto allora non si sembra sa, che sta diceva Vlad, succedendo adesso. perché sono bruciati nelle case, eccetera, eccetera. Non abbiamo la prova. La prova era che questi 23.000 erano certamente uccisi dai suoi uomini, dai suoi guerrieri. Questa offesa terribile non poteva rimanere senza risposta. E questo spiega perché lo stesso sultano è venuto con la sua armata per vendicarsi, le cifre sono variabili, sono stati avanzati perfino 300.000, eccetera, eccetera. In realtà, ciò che è vero, una fonte dice che aveva la seconda armata dopo quella che ha conquistato Costantinopoli. Arrivando al basso Danubio era
chiaro per Vlad che non poteva affrontare in una battaglia diretta questa forza che secondo me era di 60.000 soldati ottomani. Vlad 60 fino a 80.000. Vlad aveva 30.000, intorno a 30.000 soldati. Non era da sperare che con questa forza in una battaglia diretta poteva vincere, sì. E ora io voglio trattare, per non fatigare gli ascoltatori, solo due episodi di questo confronto che sono con cose nuove come informazione. Leggendo un romanzo di successo di Frederick Forsyth, titolo originale The Icon, Icona, ho trovato di maniera sorprendente una chiave per capire un episodio della biografia di Vlad l'Impalatore. Ecco di che si tratta. In una delle ultime pagine del libro, uno dei personaggi, Sir Nigel Irvine, già asso dei servizi segreti occidentali durante la Guerra Fredda, cerca di impedire un colpo di Stato a Mosca. Tra l'altro, egli era un lettore assiduo della Bibbia e così ha individuato questo passaggio. Il guerriero giudeo Gideon è stato, cito, il primo comandante di reparti speciali e quello che ha inventato gli attacchi sorpresa notturni. Dai 10.000 volontari, Gideon ha scelto soltanto 300, i più buoni e i più potenti. Durante l'attacco contro il campo dei nemici ha usato, cito di nuovo, la tattica di un risveglio violento combinato con luci brillanti e rumori potenti per poter desorientare una forza superiore causando la panica. Finita la citazione. I nemici, solo a metà svegliati, cito di nuovo, hanno avuto l'impressione che devono affrontare, cito, un gigante attacco e molto pericoloso. Di conseguenza hanno perduto il coraggio e hanno scappato con la fuga. Anzi, nel buio si sono uccisi tra di loro. Ho associato immediatamente questo episodio biblico con un fatto d'arme celebre del principe Vlad l'Impalatore, rimasto fino ad oggi senza un modello plausibile, altrimenti detto senza precedente nella storia dei Romeni e dell'Oriente europeo. Non so se all'Occidente ha esistito. L'attacco durante la notte del 18 giugno 1462 contro il campo del sultano Maometto II, successo in un luogo sconosciuto, comunque sulla via tra Nicopoli era sulla riva bulgara del Danubio, e la città di residenza valaca Târgoviște. Di conseguenza ho cercato e letto con attenzione il frammento in causa della Bibbia, più preciso del Vecchio Testamento, il libro dei Giudici 7:1-25. Ho ritenuto per comparazione i seguenti elementi: i nemici, Madianiti e Amaleciti, e tutti gli abitanti del Levante hanno installato il loro campo nella valle ed erano così numerosi come cavalletti. I cameli erano senza numero, molti come la sabbia sui bordi del mare. Gideon ha separato i 300 guerrieri in 3 distaccamenti, e cito di nuovo, e ha dato a tutti nelle mani trombe e pentole vuote e nelle pentole torce. Egli avvicina il campo verso mezzanotte. Istruiti alla vigilia, tutti i partecipanti a questa azione
hanno incominciato nello stesso momento a suonare nelle trombe, e cito, e hanno rotto le pentole avendo nella mano sinistra la torcia e nella destra le trombe, suonavano e gridavano la spada di Dio e di Gideone. Nel campo nemico è iniziata la panica ed i soldati hanno incominciato, cito, in tutto il campo a gridare scappando. Di più, dappertutto, Dio ha tornato la spada uno contro l'altro. Al fine i capi dei Madianiti sono stati catturati e decapitati. Cerchiamo adesso di ricostituire il famoso attacco di notte di Vlad. Dopo aver spiato come è sistemato il campo del sultano, il principe valaco ha lanciato l'attacco, secondo il bizantino Laonikos Chalkokondylas, all'inizio della notte con meno di 10.000 cavalieri. La stessa fonte racconta in seguito, una fonte molto ben informata perché Chalkokondylas era cugino, sembra, con il grande visir di Maometto. All'inizio è stato la stessa fonte racconta in seguito. All'inizio è stato un grande spavento nel campo ottomano. Gli uomini dell'imperatore, credendo che sono stati attaccati di una grande armata nemica arrivata da un'altra direzione, e spaventati e sopraffatti di un grande terrore a causa di questo assalto, si vedevano completamente distrutti, perché Vlad ha incominciato l'attacco alla luce delle torce e nel suono di trombe, che erano il segnale per l'attacco. Le truppe del campo sono rimaste sul posto senza muoversi dovunque. Le armate di questo popolo hanno il costume di non muoversi mai durante la notte da nessuna parte, bensì rimangono incrollabili sul posto, sia un ladro entra nel campo, sia capita un altro guai. Finita la citazione. I guerrieri di Vlad con torce accese hanno avanzato in perfetta ordine, continua la fonte bizantina, guidati dal principe verso la tenda del sultano. Era una cosa formidabile, cercava di uccidere il conquistatore di Costantinopoli. Ma hanno sbagliato la via e hanno capitato, cito, sulle tende dei visir Mahmud e Isaac. Lì è stata una grande lotta e sono stati uccisi cameli, muli e animali di fardello. E lottando in file molto strette non hanno avuto nessuna perdita significativa, ma se qualcuno si allontanava uscendo dalle file era subito catturato dai turchi. Questa lotta ha ritardato toccare l'oggettivo principale, ciò che ha permesso ai guerrieri ottomani difensori della tenda del sultano di mettersi in ordine di lotta. Per questo motivo, qui il confronto è stato breve. I guerrieri del principe abbandonando il campo perché si avvicinava l'alba, non senza uccisione di tutti coloro che incontravano. Oramai ad ogni sosta di notte il sultano ha fatto circondare il campo, cito, con palizzate e di più lo rinforzava dentro, tenendolo chiuso, e metteva guardie più numerose e ordinava che l'armata sia pronta giorno e notte. A lunga distanza di Atene, dove scriveva Chalkokondylas, in Ungheria, a Buda, il legato pontificio, Niccolò di Modrusa, ha incontrato e parlato con alcuni guerrieri del seguito di Vlad, anche loro prigionieri del re Mattia Corvino, accanto al loro principe. Parlerò subito di questo episodio. Ecco il passaggio essenziale del suo racconto. Dunque parla il vescovo Niccolò di Modrusa. Dracul,
Dracula è la forma che ho usato lui, ha voluto commettere un fatto degno di essere ricordato. Radunando i soldati e presentando la situazione, li ha convinto facilmente di attaccare il campo nemico con le sue truppe divise e oppure cadere lottando con bravura e con gloria, oppure, se la sorte sarebbe favorevole, vendicarsi contro il nemico in un modo indimenticabile. Dunque, all'aiuto di qualche capitani ottomani catturati al tramontar del sole, quando vagavano imprudentemente, ha penetrato con una parte delle sue truppe nel campo ottomano, distruggendo le fortificazioni, fuggendo durante tutta la notte come un fulmine in tutte le direzioni e facendo un grande massacro. Se anche l'altro comandante, al quale aveva affidato il resto delle truppe, avrebbe avuto un coraggio uguale, oppure se i turchi avrebbero meno rispettato gli ordini ripetuti dell'imperatore, cioè del sultano, di non partire dalle guarnigioni a causa degli incontri notturni, il Valacco di sicuro avrebbe guadagnato la più grande e valente vittoria. Ma perché né l'altro comandante non ha avuto il coraggio di attaccare il campo dall'altra direzione, come era già stabilito, e per questo motivo né i turchi hanno difeso con più attenzione i loro posti, Dracul, dopo un macello incredibile, senza perdere in un così grande confronto molti dei suoi, tuttavia avendo moltissimi feriti, ha abbandonato il campo prima dell'alba ed è ritornato nelle montagne, senza le montagne Carpazi, senza che qualcuno abbia l'audacia di seguirlo, tanto era il spavento di tutti. Ho capito, e questo è importante, parlando direttamente con alcuni partecipanti a questo combattimento, cioè i cavalieri della suite del seguito di Vlad, che l'imperatore dei turchi, perdendo in questa notte ogni fiducia sulla sua situazione, ha abbandonato di nascosto il campo, scappando in un modo vergognoso. E avrebbe continuato se, consigliato dagli amici e contro la sua volontà riportato indietro, non avrebbe visto all'alba il campo al suo posto. Ritornato nel campo, dopo che ha visto la grande perdita sofferta e sentendo il rumore che gli ungheresi portavano rinforzi a Dracul, ha fretto il ritorno da dove venisse. Finita la citazione. L'elemento nuovo offerto dalla relazione del vescovo di Modrusa è che all'inizio il piano del principe Valacco prevedeva un doppio attacco. L'effetto è stato diminuito per l'assenza del secondo corpo di guerrieri. Poi neanche il bersaglio supremo, cioè il sultano stesso, non è stato avvicinato, sorpreso e ucciso. Sembra che il più importante risultato finale di questo fatto d'arme è stato il contributo alla decisione di Maometto II di ritirarsi dalla Valacchia. Naturalmente, ciò che ci interessa più qui ci interessa più specialmente di rilevare le assomiglianze tra l'azione del principe e l'episodio biblico evocato più sopra. Vlad ha progettato il suo attacco contro il campo nemico da 2 direzioni, Gideon da 3. I suoi guerrieri hanno attaccato all'inizio della notte tenendo nelle mani torce accese e di più nel suono delle trombe, e l'effetto prodotto è stato identico a quello dell'attacco notturno del guerriero giudeo Gideon. È stata creata l'illusione che il campo ottomano era assaltato da una grande armata nemica, ciò che almeno all'inizio ha provocato un grande terrore fra i turchi che già, cito, si vedevano distrutti completamente. Possiamo concludere in queste condizioni che l'idea stessa dell'attacco notturno del principe romeno
è stato di ispirazione biblica? In quanto riguarda a me, credo che la risposta è positiva. Era una situazione disperata per Vlad, non poteva affrontare direttamente l'armada di Maometto e ha dovuto consultare che i manuali di tattica non esistevano. La Bibbia era il solo libro che poteva ispirarlo. Ora vorrei parlare del secondo episodio. Alla fine della campagna ottomana di maggio-giugno 1462, Vlad l'Impalatore non è stato rovesciato dal trono. Il sultano ha lasciato soltanto nelle vicinanze delle frontiere di Valachia, più esatto in Dobrugia, qualche distaccamenti con Rado il Bello, il fratello del principe e favorito di Maometto II. Questo soprannome, il Bello, sembra che è stato ironico, leggendo le relazioni contemporanee. Una parte dei nobili valachi che non desideravano di prorogare la guerra sono passati con tempo accanto a colui. Dopo qualche confronti durante l'estate, Vlad ha attraversato le montagne per incontrare il re Mattia Corvino, arrivato finalmente all'inizio dell'autunno nella Transilvania meridionale a Kronstadt, oggi Brașov. Dunque, dopo che il sultano si è ritirato dalla Valachia. Qui, dopo discussioni tra i due, è stato concepito un piano d'offensiva che avrebbe dovuto far penetrare i loro guerrieri al di là del Danubio in territorio ottomano. È rimasto senza spiegazione il motivo del ritardo dell'arrivo del re con le sue forze armate in aiuto del suo vassallo e parente Vlad. Una cosa è certa, il re non si è mosso prima di accettare il 26 maggio 1462 le condizioni del suo rivale al trono ungherese, l'imperatore Federico III di Habsburg. È stato chiaramente un armistizio per permettere al re di andare nella zona di conflitto con gli ottomani. Il cronista ufficiale della corte di Buda, l'umanista italiano Antonio Bonfini, afferma che il re Mattia al suo arrivo in Transilvania, cito, diceva che se ne va nella Valachia per liberare Dracula dalle mani dei turchi, al quale aveva dato in matrimonio una parente di sangue. Partendo là, non si sa la causa perché nessuno ha chiarito, il re ha fatto arrestare Dracula in Transilvania. In quanto riguarda l'altro Dracula, Rado il Bello, si vede qui che questo ramo dinastico ha ricevuto il nome Dracula dal parente Vlad Dracul, che ha ricevuto l'ordine del dragone negli anni 30 del secolo. In quanto riguarda l'altro Dracula, messo dai turchi sopra quel paese, contro l'opinione di tutti, l'ha confermato, re ungherese. Ed è vero che l'arresto di Vlad il 26 novembre nelle montagne presso il castello Königstein ha sorpreso i contemporanei. Soprattutto questo gesto doveva essere giustificato a Roma e Venezia, che avevano inviato soldi per sostenere lo sforzo crociato al Basso Danubio. In un primo momento la Corte Reale ungherese ha lanciato l'accusa di tradimento da parte del principe valaco. È stato perfino fabbricata una lettera con la data di 7 novembre in Rotel. Rotel sembra essere la località Cisnadie, che avrebbe provato che Vlad era pronto a rendere a Maometto II la Transilvania
cosa che avrebbe poi permesso la conquista di Ungheria stessa. D'altra parte è stata promossa una intensa campagna di propaganda per diffamare il Vaivoda, accusato di essere un tiranno sanguinoso di una crudeltà senza limiti. Per questa propaganda hanno usato dei testi fabbricati nelle città commerciali tedesche che hanno sofferto delle incursioni del principe Valaco. Si tratta di Sibiu e Brașov, Kronstadt e Hermannstadt. E la corte ungherese ha diffuso questi scritti che poi sono stati stampati in decine di incunabole, una decina, 11 incunabole, e poi anche nel secolo prossimo. La chiave per risolvere l'enigma dell'arresto di Vlad si trova, secondo la mia opinione, in un altro frammento della cronaca di Antonio Bonfini. Parlando di un tutt'altro momento del regno di Mattia Corvino, più esatto delle circostanze dell'anno 1477, dunque 15 anni dopo questi avvenimenti, l'umanista italiano riporta una menzione retrospettiva su Vlad l'Impalatore. Non cito il testo latino, ma il commento. Dunque, quando agiva contro Dracula, ho messo un segno strano, la formula contro Dracula, il re Mattia ha ricevuto un'ambasciata degli abitanti di Vienna. Tramite questa i cittadini offrivano al re ungherese di dare in sua mano sia la città di Vienna, quanto l'imperatore, cioè Federico III di Habsburg, allora, cito, assediato nella fortezza di Vienna e ridotto ad una estrema fame. Nello stesso tempo pregavano molto insistente il re di accettare la condizione, cito ora, la condizione di imperatore e l'impero. Antonio Bonfini ricordava questa ambasciata e questa offerta per assolvere Mattia Corvino di ogni sospetto di atteggiamento falso, ostile rispetto a Federico III. Cito, se avrebbe voluto tramare qualcosa contro l'imperatore, non avrebbe in nessun modo lasciato perdere quell'occasione. Ma sono veridiche tutte queste affermazioni, oppure il cronista di corte del re aveva sbagliato almeno in quanto riguarda la sua conclusione? Secondo la mia opinione, l'arresto e l'imprigionamento di Vlad l'Impalatore il 26 novembre 1462 mostra appunto il contrario di ciò che ha voluto dimostrare Bonfini. Il collegamento è facile a stabilire. Federico III ha dovuto affrontare una ribellione dei viennesi verso la metà del mese di ottobre, provocata da una richiesta per un nuovo contributo finanziario di 6.000 fiorini, somma necessaria per pagare i stipendi dei mercenari. In questo momento Mattia Corvino era già arrivato nella Transilvania meridionale, ufficialmente per aiutare il principe di Valacchia contro i turchi. Secondo il cronista polacco, questa volta, Jan Długosz, l'imperatore ha dovuto ritirarsi nel castello di Vienna, dove è stato assediato, nell'intervallo tra 15 ottobre e 8 dicembre 1462. Ilum in Castro Vienensi, sabato in Crastino Sancte Hedvigis, usque ad festum Conceptionis Sancte Mariae Virginis, obsidione cepit. Periodo che inquadra perfettamente il momento dell'inaspettata scoperta del tradimento del principe della Valacchia. Si sa che l'imperatore è stato liberato grazie all'intervento del re di Boemia, George Podiebrad, che si avvicinò gradualmente di Vienna incominciando con 25 novembre.
Ma questo intervento non è riuscito, come ho già detto, che l'8 dicembre. A questa data Mattia Corvino aveva lasciato la città di Kronstadt, Brașov, e ritornava senza fretta attraverso Mediaș e Baia di Criș in Ungheria. Siamo convinti dunque, tenendo conto anche della politica ulteriore senza fiato del re d'Ungheria rispetto ai turchi, che l'abbandono del suo alleato Vlad l'Impalatore, come anche del piano di attaccare i turchi nel 1462, sono state causate dal cambiamento improvviso della situazione nell'Europa centrale, alle grosse difficoltà incontrate dal suo rivale l'imperatore Federico III di Habsburg. Senza dubbio, l'atteggiamento di Mattia Corvino dell'autunno 1462 è stato il primo indizio dell'orientamento prioritario della sua politica estera non verso la guerra anti-ottomana per la crociata contro i pagani, bensì per sistemare i rapporti con i paesi cristiani del nord-ovest, innanzitutto con l'impero romano germanico. Questo orientamento ha privato i principi contemporanei del Basso Danubio come Vlad l'Impalatore e Stefano il Grande di un appoggio consistente e efficiente. Non lo so se posso descrivere l'arresto di Vlad, perché è molto interessante. Ci vuole aggiungere che la mancanza di fretta di Mattia Corvino di partire di Transilvania meridionale non può ingannare. Il re non poteva intervenire apertamente negli sviluppi di Vienna, tanto che tutto il mondo lo sapeva in campagna contro i turchi. A Roma e a Venezia la sua spedizione era sorvegliata con grande attenzione, l'ambasciatore dell'ultima accompagnando il re tutto il tempo e rapportando alla Serenissima ogni sua mossa. La sceneggiatura del tradimento e l'arresto di Vlad l'Impalatore non sono stati che il pretesto per un distacco onorabile tra virgolette, del re della zona di conflitto del Basso Danubio. Poi egli non poteva che aspettare e eventualmente raccogliere i frutti del crollo del suo rivale assediato in Vienna. La situazione sviluppandosi contro le sue aspettative, Mattia Corvino l'anno prossimo è stato obbligato a ratificare il trattato con Federico III e incominciare senza grande entusiasmo la guerra contro gli ottomani in Bosnia. Dunque, la mia conclusione è che l'ambasciata di Vienna ha trovato il re a Brașov, a Kronstadt, nell'intervallo 7-26 dicembre, dopo il ricevimento di Vlad e la preparazione del piano comune di campagna. Come e in quale circostanze è successo l'arresto di Vlad l'Impalatore? L'unica fonte contemporanea che offre dettagli più ricchi sotto questo aspetto rimane il poema di Michael Beheim, un Minnesänger tedesco. Ecco la sua descrizione dei fatti. Entrambi insieme, Mattia Corvino e Vlad l'Impalatore, si sono mossi accanto a loro molti guerrieri temerari di entrambe le armate. Coloro sono stati andati qualche mille lontano dalla città menzionata, Kronstadt, Brașov, penetrando in questo paese valacco circa 6 miglia. Dracula credeva che sarebbe già arrivato alla sua casa quando si trovarono ad un castello chiamato Kungstein, Königstein. Lì è stato catturato da un cavaliere del re, famoso il cavaliere chiamato Jan Žižka, che ha attaccato il primo facendolo prigioniero. Nella Valacchia, nel suo paese, fu egli attirato in trappola e catturato. Per più di sicurezza, nel seguito del re è stato deciso di essere trasportato fuori del suo paese.
Kungstein significa niente altro che la rocca del re, Königstein. È stato sicuro che il distaccamento con Vlad in avanguardia è andato sulla vecchia strada Brasov-Bran-Rucker-Kempulung. Oggi, se vai sullo stesso itinerario, ho fatto l'itinerario con il professore americano Raymond McNally, che è uno dei coautori del bestseller mondiale su Dracula. Abbiamo ricostituito questo arresto. Oggi, se vai sullo stesso itinerario, puoi vedere che dopo un'ascesa ininterrotta e dopo che hai sorpassato il punto più alto, la strada scende lentamente verso il villaggio Podul-Dâmboviței. A un certo momento, sulla mano destra, lo sguardo si ferma sulle ruine di una piccola fortezza con le mura conservate fino all'altezza di 3-4 metri. Sua posizione è veramente straordinaria. Circondata dalle cime delle montagne, la fortezza è situata sopra un lungo parete di rocce, in realtà sull'orlo di un precipizio. La prospettiva larga che si apre di qua, di una grande bellezza, può essere paragonata con quella dell'ultimo stallo, il più alto di un anfiteatro antico. Soltanto giù lontano si possono vedere le case di Podul Dâmboviței. Su un lato della fortezza, un fossato nel terreno, adesso coperto di vegetazione, suggerisce che qui passava la via tra la Transilvania e la Valacchia. Ma anche questo è interrotto sull'orlo del precipizio. Questo è stato dunque il castello Königstein accanto al quale è stato catturato il principe Vlad. I viaggiatori, ho citato qui solo Jacques Bongars alla seconda metà del secolo XVI, spiega come si passava questa frontiera con le corde. Tutte le carrozze erano scese dall'altra parte con le corde. Sembra, abbiamo pensato noi, che una parte dei cavalieri di Vlad che erano in avanguardia sono stati lasciati scendere e è stato attaccato con pochi fedeli intorno a lui e così è stato arrestato. Grazie mille. Ma poi è scappato da questo arresto oppure Sì, boh. dopo E poi, 12 voglio anni dire, è ecco. stato prigioniero a Buda, innanzitutto in un castello e poi a Buda ha avuto la vita di un grande... Vabbè, ma tutti questi prigionieri sono o li sì, ammazzano oppure li tengono sì, benissimo. Però la cosa interessante è che lui è morto poi di morte sua, naturale, nel senso che uno pensa sempre che essendo un cattivo, così almeno si evince anche da quello che hai detto all'inizio, soprattutto un personaggio sanguinario, eccetera, sì. così, anche persino il suo parente Mattia Corvino, che era re di Ungheria, appunto, Sì. non voleva avere Dopo 12 anni è stato liberato e Mattia Corvino l'ha messo alla testa di un corpo di armata che ha lottato in Bosnia. Ecco, appunto, cioè la storia di queste zone poi in fondo assomiglia in tutti i tempi alla storia che noi vediamo, tutto sommato, di queste posizioni anche estreme che ci sono nell'Europa orientale, quella che noi chiamiamo Europa orientale, cioè non è un fronte unico, è un fronte che si divide, allora si divide e quindi in pratica il vero resistente verso i turchi sarebbe Vlad. Sì, certo. Perché questo è il punto. Mentre quell'altro che era un politico. Era un politico, Mattia Corvino, che tutti ricordiamo sempre come un personaggio, eccetera, sì, di grande, così, da tutti i punti di vista, anche celebrato per la corte, per tutto quello che era.
poi alla fine era Per uno la che sua biblioteca. per la sua biblioteca, cioè aveva l'umanista che scriveva appunto di lui, eccetera. E però è un personaggio molto più discutibile, diciamo, dal punto di vista, no? E un po' assomiglia, adesso non voglio fare paragoni sulla storia di oggi, però ci sono comportamenti anche, no? Questo legame con Vienna, per esempio, cioè ci porta verso il centro dell'Europa, no? Sì, questo si fa il collegamento tra le cose del sud-est europeo e del centro del... Sì, perché il sud-est europeo poi paga prezzi forti, diciamo, da tutta questa sì, situazione, cioè l'espansione turca, partendo da, voglio dire, da tempi, ma anche solo dalla presa di Costantinopoli, insomma, dal 1400, è un'espansione reale, forte, pesante su tutta la cosa. Chi fa da antemurale a questa espansione? Questo è, è storia di sostanza, di resistenza in qualche modo, no? Sì, Al certo. cambiamento. E però appunto noi viviamo ancora un po' di miti da questo punto di vista. Questo Vlad, poveretto, viene accusato giustamente con quei 23.000 appunto teste che ricordano che non era così particolarmente, diciamo, benevolo nei suoi, però nello stesso tempo è una figura forte, no? Sì, Della, fortissima. come dire, della resistenza europea, diciamo, in senso, no? La tradizione interna Parla lì dentro perché sennò... l'ha conservato il nome Cepes, l'impalatore, solo all'esterno è chiamato Dracula, a causa di questo ordine del dragone fondato da Sigismondo di Lussemburgo. È stato membro il padre e allora è rimasto il nome. Poi sono stati giochi di parole, hanno cambiato il senso, il diavolo, eccetera. Ma queste sono, come si dice, evoluzioni successive della sua leggenda. Sì, però appunto il personaggio storico invece è un personaggio forte da un punto di vista anche di comportamenti, poi come Sì. si comportavano erano tutti così, quindi non c'è un problema da questo punto di vista, però anche il creare una leggenda dagli stessi, come abbiamo sentito, parenti lì, insomma, quello che sono, eccetera, contro di lui in qualche modo, no? Per Sì, certo. descriverne il lato peggiore in qualche modo, no? Perché hanno sofferto a causa di Vlad, era una guerra commerciale con la Transilvania meridionale. C'erano anche i tedeschi dietro queste Sì, cose. tutti i tedeschi. Oh. E ha attaccato più di una volta queste città per imporre i suoi interessi, ben inteso, e allora questi hanno costruito questi testi anti-Vlad, Appunto, per cui è diventato sì, appunto il vampiro, mostro. un mostro, e che è sempre una cosa che poi attira effettivamente tutti Ma di devo più. dire che non esiste nessuna traccia nelle fonti che sarebbe stato un vampiro. Vabbè. Questa è la costruzione del Novecento. Sanguinario allora è diventato. Sanguinario sì, ma vampiro no. È un'invenzione di Bram Stoker, Sì, è stato... un'invenzione letteraria che Sì. si ispirasse a un personaggio irlandese in realtà, e non, poi l'ha fatto per una questione, per dare un alone più straniero, l'ha poi spostata tutta questa attenzione. Potrei fare una domanda? Certo. Allora, cioè, Don Anastasi, sì? Sì, ma posso farne a meno perché per lavoro io devo fare senza microfono. Ah, mi scusi, allora volentieri. Bene, nel 79 Don Anastasi, il regista, aveva fatto un film su Vlad Tepes e siamo in un periodo un po' di riabilitazione della figura di Vlad Tepes. In quel film c'è quel famoso episodio, che le faccio questa domanda, della famosa capanna dove Vlad Tepes aveva radunato tutti i poveri e i malati, li aveva fatti mangiare lì dentro e poi, secondo la vulgata, aveva dato fuoco e li aveva uccisi perché lui aveva detto
non voglio poveri e non voglio malati nel mio regno. Ora, nel film, lui cosa fa? Si traveste anche da mendicante, e quando vede che tra questa gente che millantava povertà o menomazioni c'erano persone veramente povere e veramente malate, le aveva portate tutte fuori per salvarle. Ora, la domanda che faccio, c'è un fondamento storico su questo? Cioè, anche in questo episodio c'è una porzione di fantasia dovuta anche a una sorta di politica negativa per distruggere la figura di Vlad Tepes, o quell'episodio è un episodio realmente crudele come qualcuno ha tramandato? Sì, ecco, sono due versioni della leggenda di Vlad. Una delle versioni, versioni, è quella dei racconti tedeschi, che sono le più negative. E poi c'è una versione slava, manoscritta, trovata in un monastero famoso russo, Kirilo Belozersk, dove la figura è di un sovrano terribile, ma che ha le sue qualità. Questo episodio fa parte di una delle leggende. Dunque non esiste nessun documento per confermare queste, perché la leggenda mescolava fatti reali con racconti di questo tipo. Dunque no. Del male, quando parlava un personaggio crudele, a volte calcavano un pochino le tinte, le rendevano più rosse. Sì, certo, anche Calcocondilas, storico molto serio, bizantino, descrive un momento quando sull'itinerario del sultano sono arrivati a un campo di pali, di pali impalati, e il sultano avrebbe detto ma questo uomo può fare delle cose grandi. Sì, sì. Perché, tra l'altro, mi perdoni professore, in questa leggenda si diceva che lui avesse assolutamente preso cadaveri dei suoi stessi soldati già morti e li avesse impalati per impressionare il sultano. Questa è una delle tante leggende. No. Aveva i suoi nemici, sì, ma questo con l'uso dei cadaveri dei suoi propri soldati non esiste. Anche in Bosnia, molto tardi, ha usato questa tattica di spaventare i nemici impalando dei turchi morti per farli vedere che può succedere a loro. Dunque è un fatto reale, per questo l'hanno chiamato i romeni Țepeș, c'est-à-dire cioè impalatore. Cioè, poi tutti l'hanno chiamato così. Cioè, comunque non era Nebù, non era pazzo. Era Un pochino. Un pochino. No, Grazie professore. però io credo alla fine che quando nascono questi miti, cioè alla fine il personaggio c'è, nel senso che storicamente questo personaggio ha avuto un ruolo che è andato oltre la sua, perché altrimenti non ci sarebbe il mito negativo o positivo, però insomma vuol dire che nella letteratura, ma anche nella storia in un certo senso, ma la storia lo sappiamo, ti racconta dei fatti però anche da questi fatti, da questi comportamenti e anche in fondo da questa sua capacità di resistere al nemico in qualche modo, di inventarsi delle cose, di fare, vuol dire che il personaggio ha qualcosa di più rispetto a noi. A volte non pensiamo che il mito alla fine nasce da questa, no? Dal fatto che qualcosa ha significato anche per i contemporanei, non solamente... Sì, ma sempre l'idea di voler uccidere il sultano, attaccare per questa è già un fatto straordinario.
Sì, Sì, il conquistatore di Costantinopoli. eh sì, non è una cosa tanto da poco. Pensando alla figura di Maometto II, che è un'altra grande figura, no, della storia, che poi diventa Uno dei due più grandi sultani. sì, personaggio, anche lui un mito Solimano. alla fine, Sì, Solimano, certo. eccetera. Quindi ci sta. Però appunto noi a volte siamo un po' dirottati su altre direzioni, tipo giusto Mattia Corvino, che va benissimo, insomma, niente da dire. Non perché io... E invece poi ci sono altre figure che noi vediamo in una chiave completamente diversa, perché abbiamo i film, i romanzi, Dracula e questo e quell'altro, e invece poi sono personaggi che hanno fatto... È un grande compositore italiano di origine rumena, vanta una discendenza con Dracula, almeno lui la vantava, che è Roman Vlad, ma lo diceva lui. Ah, Vlad, Anche sì. questa è una leggenda. Sono molti che pretendono. Anche il re Charles di Carlo, Inghilterra sì. sembra che i suoi genealogisti hanno trovato Ah, sì. che No, è apparentato con Dracula. sembra più mite lui, però Mite. insomma non Ma so. magari succhia le energie attraverso le tasse. Non lo so, comunque insomma, personaggio c'è e quindi bisogna guardare un po'. Non abbiamo solo quelli di oggi, diciamo, che contano in questa storia. Ci sono questi del passato che sono una cosa. Quindi noi possiamo pensare a Dracula secondo i romanzi, secondo i film, però anche un po' pensare a quello che ha Sì, significato. sì. Queste però sono leggende legate alla figura del Dracula storico, non hanno a che certo. fare con la produzione mass mediatica e della cultura Sì, di però massa. non Sono... ci sarebbe stata quella mass mediatica se non ci fosse stato. Sicuramente sì, ma alla fine di un mio spettacolo che faccio su Dracula, che ho fatto con l'orchestra della Scala di Milano, quando i bambini mi chiedono ma come mai tu parli positivamente di Vlad Tepes? Io dico, vi faccio una cosa semplice, se non ci fosse stato lui, oggi saremmo forse sotto Erdogan. Beh, comunque mi perdoni, i turchi arrivano sotto Vienna, i turchi arriveranno, Arrivano a Vienna, no? i turchi Sì, arriveranno a per due Vienna. volte. Esattamente. Prima domanda, prima osservazione. La seconda, in questa vicenda abbastanza complessa, con tanti voltafaccia, Sì, no? certo. Mi sembra molto fragile in questo momento il ruolo del papato. Ciò che posso dire è che Enea Silvio Piccolomini, Pio II, preparava la crociata, un sforzo crociato che è andato nel vuoto male perché anche lui è morto nel 64. Ma la verità è che la corte di Buda ha voluto influenzare il Papa, ha inviato la sola, noi conosciamo questa lettera di tradimento soltanto nei scritti di Pius II, perché hanno inviato dalla corte di Buda, hanno inviato questa originale non esiste. E anche la versione tedesca un po' più ristretta si trova nelle memorie del Papa. Dunque, è chiaro che sorvegliava la situazione, è stato il congresso di Mantova nel 59, dunque era molto interessato a vedere una reazione forte per liberare Costantinopoli. Questo era lo scopo, sì. La corte di Buda voleva influenzare il Papa per farlo capire che non sono andati i soldi inviati dai veneziani e da Roma senza risultati. E allora hanno concepito questa campagna diffamatoria, lettera di... il Papa sapeva tramite i suoi... Molto interessante che i veneziani, molto furbi, hanno ricevuto in un primo tempo le spiegazioni della corte di Buda di tradimento e tutto questo, ma hanno ordinato
al loro ambasciatore di fare una inchiesta per vedere se le cose sono state così. La primavera prossima, dopo la caduta di... loro hanno sentito che non va qualcosa. Non erano facili. Erano molto furbi. Erano Quindi- preoccupati per i soldi. Per i soldi e per i loro interessi. Quindi alla fine Vlad crudele ma tradito. Tradito. Tradito, sì, sì, sì. non si può La dire. crudeltà non è da negare. No, Ma non era certo il solo. sì. E il suo rapporto con i boiardi, Era lui. il rapporto di Vlad Tzepes con i boiardi e come li ha trattati. Ecco, anche lì c'è una porzione di leggenda o è stato veramente... No. Ecco. In questi anni di regno, innanzitutto Vlad ha lottato contro i nemici interni Sì. perché erano dei clan, dei nobili che si opponevano, che sostenevano pretendenti che erano rifugiati e tutto questo. Allora è stato davvero una rappresaglie da parte di Vlad contro i clan nemici dei boiard. Sì, sì. E anche questa è una parte della sua grandezza. È grandezza. No, tutti hanno da affrontare, no? Nemici interni. Sì. Sì. Comunque. Grazie. Sì. Se non ci sono altri interventi, io penso che possiamo allora chiudere questa parentesi di uno sguardo. Draculiana. Sì. Sì. Grazie. Questa diciamo parentesi dedicata in fondo anche in qualche modo un po' all'attualità rispetto ad altri temi, perché noi ne parliamo tanto adesso delle zone orientali dell'Europa per tantissime ragioni, diverse tra di loro, ma appunto tra il Mar Nero, anche l'Ungheria, voglio dire, cioè abbiamo la Romania, tutti quanti questi paesi, e sempre questo bilanciamento che è anche molto interessante, secondo me, dell'attrazione orientale, diciamo, di questi paesi. Cioè alla fine sono europei, ma sono al confine con una realtà completamente, quindi lo sono sempre stati questo. E questo secondo me rende anche più interessante, forse bisognerebbe conoscerla anche meglio, a prescindere da questi personaggi, ti rende interessante la storia vista da un'altra angolazione, perché anche il comportamento del papato, come si diceva prima, poi a un certo momento il papato guarda a queste, e poi c'erano i suoi referenti nelle zone, eccetera, però è lontano da queste realtà. Quindi noi poi stiamo da un'altra parte, tutto sommato, meno i genovesi che stavano sempre lì. E quindi E aggiungeremo una cosa, perché siamo a Genova. Esiste una sola indicazione dei rapporti tra Vlad e i genovesi però ci sono. nei registri di Massaria di Caffa, cioè la contabilità. Sono due notizie sulle ambasciate inviate da Vlad a Caffa, ma non si sa di più. Era molto strano che i rimborsi sono stati fatti tardi, nel 63, era già caduto. Ho pensato, ma perché queste ambasciate? Credo che lui chiedeva aiuto per bloccare le foci del Danubio alle navi ottomane. Non aveva la possibilità di bloccare. Certo, noi ancora stavamo lì, ci siamo stati un po'. Ancora fino alla fine del 400 praticamente, una presenza lunga, e quindi non tanto i veneziani, forse i veneziani gli davano dei soldi, ma le navi lì erano più presenti, le nostre erano più anche i soldi, devo dire, però le navi sì, quindi per le foci del Danubio effettivamente era importante questo. Va bene,
Grazie a tutti e dopo essere. Grazie. Se vuoi ti do questo, è un italiano brutto. Correggiamo che lo stampano. Ah, sì, sì, come vuoi, se Come pensi vuoi che... tu. No, 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 so. Sì, ma bisogna sbagliare, se me l'avesse fatto vedere che lo mettevo prima.